ritorna con le nostre Pro Loco in sfida e questa sera è il ritorno di uno dei nostri filologici più giovani, più giovani della società filologica friulana, Enrico Radivo. Subito ti saluto. Buonasera a tutti. Sempre più in forma grazie alla dieta filologica. Sì, no? dicevi prima, tutto fa la dieta chetogenica, io fa la dieta filologica. E Feliciano lo vedi io tutti qui, lui è stato al suo ufficio, tranquilla lì, a diregi, d'altronde è un direttore, nos manda a tora cori noi per sconvigni, per presentazioni e con te qui, lui sta lì a mangiare e noi vendi cori, quindi non scala la panza. Bravo, e questa è la voce della verità, Le avete già viste inquadrate le Pro Loco che questa sera si sfidano e diciamo che sono due Pro Loco che hanno già vinto alcune edizioni di Lo Sapevo e loro sono, io partirei dai campioni in carica, i ragazzi della Pro Loco di Attimis, capitanata da Marco. Bentornati e complimenti per l'ultima vostra performance che vi ha visto vincere l'ultima edizione di Lo Sapevo e abbiamo anche festeggiato da voi, insomma è stata una... Sì, è stata una bellissima festa al castello di Partistagno. Quindi bello, anche perché bellissimo. Abbiamo voluto valorizzare il vostro territorio e anche i vostri piatti che abbiamo visto che quest'anno purtroppo priva del Covid non possiamo purtroppo portare stasera qui. non potete assaggiarli, ma sarà per la prossima volta. Speriamo assolutamente sì. Ma anche la Pro Loco di Maiano ha tante cose da dire con il nostro Daniele che è il capitano e la squadra che, insomma, vi faccio un applauso perché anche voi avete vinto. Voi avete vinto l'edizione 2019? Sì. Quindi 2019. insomma avete vinto prima di loro. L'anno prima. L'anno prima, Giusto? due anni prima. 2 anni prima. 2 anni prima. E quindi insomma una bella sfida questa sera. Vi ricordo che giocherete con le vostre pulsantiere, quindi con i vostri telefonini, ma ci sono tanti quiz e soprattutto tanti giochi in friulano perché questa è la grande novità di questa edizione ed Enrico è già pronto, ha preparato anche i proverbi per voi questa sera. Enrico è buono buono lì, però poi a casa prepara le parole per voi proprio per mettervi sempre più in difficoltà. Confermi. Anche se le Pro Loco devo dire che quest'anno sono più preparate perché hanno rivisto tutte le vecchie edizioni e quindi... Ma noi, come a scuola, i mobili furbos di loro, quindi ci si lasare io di noi permetti per aule diverse. Ecco, questo è. Bene, allora pronti con le pulsantiere perché partiamo con i quiz sempre legati al territorio della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo dal primo cubo virtuale, andiamo a vedere l'argomento. Enogastronomia. In quali territori si può produrre il formaggio montasio in Friuli Venezia Giulia? Tutte le province del Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine e Pordenone. Attimis ha già sbagliato con la B. Provincia di Gorizia, Pordenone, Udine o provincia di Udine? Non è la C, ma è tutte le province del Friuli Venezia Giulia. E lo sa bene Enrico. Sì, mi dispiace che i nostri amici da Pro Loco non lo sanno, ma il formato di montaggio ce lo può fare la nostra regione in tutte le province da regione, quindi con l'at prodotto da vacchie in tutte le province di tutta la nostra regione, ma non nome, quindi anche in parte da province di Belun, di Padue, quindi anche da zone dal Veneto al può arrivare che l'at per produrre il montasio. Montasio al chiappa il nome dal nostro bellissimo altipiano in comune di Scluse, però è praticamente il nome di un disciplinare, quindi Montasio al dice nome quali sono le regole per produrre questo tipo di formati, o ciucci, che dir si voglia. Sono caduti sul formaggio, eppure hanno mangiato un frico buonissimo, ma sul Montasio non eravamo preparati. Non eravate preparati. E voi solo fragole e lamponi. Beh, anche noi abbiamo il frigo con le fragole, ma... Però sul Montasio niente da fare. È la prima. È la prima. Quindi ancora 0-0, Attimis Maiano. Andiamo avanti a scoprire il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio. Quale di questi paesi è una frazione di Basiliano, Orzano, Variano, Tauriano, Galleriano? Bravi i ragazzi di Maiano. Perché voi andate generalmente in quelle zone? Sì, beh, ci passiamo.
Quindi Sì. eravate per voi invece è troppo lontano? No, siamo arrivati dopo. Allora, i primi 5 punti conquista Maiano? Probabilmente sì, ma tra poco lo vedremo meglio, anzi lo vedrà Enrico, come vedi tu? Sì, 5 punti confermi, è riuscita anche la grafica intermedia. Ma lo vedi bene tu? Lo vedo, sì. Bene, allora sarai tu il mio occhio in più questa sera per quanto riguarda il punteggio. Andiamo avanti con il nostro cubo virtuale, andiamo a vedere il prossimo argomento. Cultura, avete più tempo e più punti in palio. In una famosa villotta cosa hanno in tasca i carnici quando scendono in pianura? Il coltello, la pipa, i fagioli o un fazzoletto? La pipa. Enrico, la pipa perché? Sì, no, anche chi non può esimimi dal commentare queste domande e senti Chiarniel, quindi queste sono le famose villotte che dopo che di Maiano schiantaran, da pubblicità, e la villotta è Ocebielti Schiela Udin, e quindi è queste villotte da si dice appunto che i Chiarnieri vengono da Chiarnie fino a Udin, con la pipa in tasacchette ma c'è un fregol di tabacco, appunto perché in Chiarnie non dere monete e quindi avevi la pipe ma non il tabacco. Ma tu dici che la prologo di Maiano saprebbe Alla improvvisare? Sì. Sì. Daniele alla basta io di in musica lo sa. No, mi ordinò? Come cantante non mi esprimo al massimo proprio. Meglio di no, Però meglio. c'è Paolo che però non se la sente. Va bene, andiamo avanti. Com'è Attimis? Ancora a 0? Siamo un po'... Lenti ma sicuri si dice, Arrivano, quindi vediamo. piano piano. Andiamo avanti, vediamo che 15 punti Maiano, 0 Attimis, ma andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, chissà se si sblocca Attimis. Dove si è svolto l'unico congresso della filologica friulana lo scorso ottobre? Udine, Venzone, Fiumicello o Spilimbergo? Venzone. Questo vi ha portato alla prima conquista dei punti. Enrico, ricordiamo perché Allora è fatta Venzone? questa per farmi tabaiare anche in mondo, eri pronto neanche io. Sì, congresso filologica proprio a Vencion, quindi Braga Attimis, allora il 98esimo congresso filologiche, non casuale a Vencion, perché proprio 50 anni fa era stato fatto sempre il congresso a Vencion, quindi era un po' per richiappare che il congresso di 50 anni fa. Congresso filologica che è stato fatto anche per ciò che ci riguarda con la solita normativa Covid, quindi con un po' di restrizioni, ma che lo sapete, Uatis miglior di me, con la presentazione dal volume unico, come che viene fatto ogni viaggio in un congresso filologico, quindi il volume unico su Vencion. Giusto. Maiano 15 punti, Attimis 4, perché il punteggio varia anche sulla velocità della risposta. Sapete che se rispondete subito avete più punti in palio, più attendete di rispondere, vengono scalati fino ad arrivare a un minimo di 2. Andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Cultura, quindi qui avete più tempo e più punti in palio. Lo scorso anno occorreva il centenario della nascita della poetessa Novella Cantarutti. Qual era il suo nome completo? Novella Mattina, Maria Novella, Novella Aurora, Novella Rusticana. Bravi. Forse qua Marco era preparato o l'hai sparata un po' così? No, ne avevo due e poi ho avuto un suggerimento dal nostro Augusto e l'ho tentata. L'hai tentata. Sì, avevo Hai i due fatto nomi, bene. Maria e Aurora, però non ero sicuro. Era sicuro invece Enrico della Sì, risposta? il nome è corretto, Braga anche in casa a Attimis, quindi Novella Aurora Cantarutti, ma ben la conoscete, quindi poetessa e scrittore, mi pare che si dice scrittore, furlane, che ha scritto dal periodo dopo la seconda guerra mondiale, è morta non tanti anni fa, dal 2009, quindi era nasciuta a Spilimberg, morta a Udin, scrittore quindi di lingue furlane che ha collaborato tanto anche con la Patria dal Friuli, quindi un importante personaggio per le nostre letterature e per portare in avanti la lingua, la tradizione e la cultura da nostre terre. Bravo Enrico, sempre anche lui molto preparato. E
questa è la situazione, 15 punti Maiano, 12 Attimis, giusto Enrico? Confermo. Vedi bene, anche Sì. tu. E adesso è arrivato il momento di lanciare il primo proverbio. Avrà il vantaggio di rispondere per primo la Proloco in svantaggio. Ecco, quindi andiamo a vedere subito il primo proverbio della serata. Allora, il primo proverbio che ho proponin è che sta qui, che è bisogna la dormì cence fascia al dì e je va cence fasci clamà. Quindi come esempio domandin non una traduzione letterale dal proverbio, ma il significato di questo proverbio in lingue furlane. Ecco, quindi che cosa si intende dire con questo proverbio? Pensateci anche a casa, perché andiamo in pubblicità, intanto anche le Proloco si confrontano, cercano di capire qual è la risposta migliore da dare. Pubblicità, poi ritorneremo, lo sapevo, con la risposta del proverbio e altri quiz e altri giochi in friulano. A tra poco! Eccoci qua di nuovo assieme con le nostre Proloco Maiano e Attimis in sfida questa sera. Ci siamo lasciati con un proverbio che ha messo un po' in difficoltà le Proloco, infatti durante la pubblicità si sono un po' avvicinate, devo dire la verità, con la mascherina, e hanno cercato di chiedere anche l'aiuto da casa, ma non è possibile, cioè la risposta dovete darla voi e basta. Quindi Marco, anzi lo rivediamo in grafica e lo rilegge il nostro Enrico, Quindi lo rivediamo. il proverbio è bisogna la a dormì cence fascia il dì e je va cence fasci clamà. Ma Marco, ti sei consultato con la tua squadra, come pensate di rispondere? Beh, per me chi ha tempo non aspetti tempo, nel senso che non c'è la necessità, cioè uno non deve farsi chiamare per far qualcosa. Sì, di Giaresca la risposta può accettare come risposte giuste, quindi bravi Attimis, anche in questo caso, quindi risposta corretta. 5 punti. 5 punti conquistati dalla Proloco di Attimis. Maiano avrebbe risposto così, vi siete consultati anche voi, perché se avessero dato la risposta sbagliata toccava poi a voi. Beh, noi avremmo detto bisogna essere pronti senza farselo dire. Sì, a Sareslade comunque bene, quindi sì? il significato sia l'Erekel, quindi... No. Ma in italiano, me lo traduci in italiano? Allora, la traduzione letterale è... Attenzione che lo deve leggere. Sì, no, io la in furlan, bisogna andare a dormire senza farselo dire e alzarsi, quindi come svegliarsi senza farsi chiamare. Ok. Quindi questa è la traduzione pari pari. Letterale. Il ciel, ovviamente il significato che sta da ora è che il candelas dos squadre scumò, quindi dasci da fa, c'è che senti qualche da a sticcià. A sticcià. Va bene, bravo Enrico. Torniamo in gioco con i nostri quiz, intanto 5 punti li ha conquistati Attimis, quindi tra poco vedremo la situazione del punteggio. Eccola qua, 17 punti Attimis, 15 Maiano, quindi vedo sempre meglio di puntata in puntata. E quindi siete adesso in vantaggio, ma ci sono altri quiz, poi c'è il gioco in friulano, sempre molto temuto dalle Proloco, quindi partiamo con il nostro cubo virtuale, vediamo l'argomento. Enogastronomia, parliamo di vino, quali di questi non è un vino autoctono friulano? Cordenossa, Taselenghe, Ucelut, Traminer. Che ha risposto Attimis? Bravi, bravi, sul vino non sbagliate mai. Ad Attimis c'è del buon vino. Quindi siete abituati, insomma, a conoscere i vini autoctoni. Bene, anche Maiano immagino. Ovviamente sì. Però sì. non state lì siamo tanto. forti nel consumarli. Ecco.
Va bene, andiamo avanti, vediamo la situazione. Attimi sempre in vantaggio, 21 punti, Maiano 15, ma andiamo avanti con il prossimo quiz e vediamo il cubo virtuale. Cultura, questa è difficile per me. Olin Bevi, torna a Bevi, di Kelvin Calettambon, da dove viene il vino della canzone? Roche Donimi, Sudine la Tisana. È il nostro tuttologo. Ma ho detto giusto? Tu hai detto justishin, quindi Ah, anche sì? in cascassi è una vilotte, come avete prima Daniela la sa tutte, la svilottes, quindi sì, il vin di Latigiane. Ma vi siete confusi? No, cosa è successo? È arrivato dopo, guarda che lui ce l'hai lì vicino, ti contesta, se vedi. No, mi controlla. Ti controlla, Sì. ti controlla. Mi suggerisce. Beh, ma insomma, Maiano adesso ha conquistato Comunque questi... la sapeva. La sapeva? Sì. Bene. Andiamo a vedere la situazione, sono molto curiosa. Adesso vedi Maiano torna in vantaggio, vedi come può cambiare la partita Testa da un a momento testa. all'altro. 25 Maiano, Attimis 21, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Sport! Franca Vendrame è stata una campionessa di quale sport praticato a Udine? Scherma, pallavolo, basket, atletica leggera. No, era una campionessa di basket. Niente da fare, nessuno se la ricorda. Allora andiamo avanti perché voglio proprio vedere come va la situazione con i prossimi quiz, con Maiano che mantiene il vantaggio. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. L'argomento. Cultura, più punti in palio, più tempo per pensarci. La carica di arcivescovo patriarca d'Aquileia esiste ancora nella Chiesa Cattolica, ma solo con funzione onorifica. Chi ne è attualmente il titolare? Un friulano, un francese, un cinese, un americano? Non è un francese. Avete ancora 18 secondi per pensarci. E nemmeno un cinese, ma è un americano. Avevi ancora un po' di tempo per pensarci. Avevi ancora un po' di tempo per ragionarci. Sì, soprattutto ma- sulla cultura che avete 30 secondi. Non lo sapevo veramente. Proprio ti sei buttato così. Va bene, non era semplice, eh? Quindi vedete che è sempre in vantaggio Maiano 25 punti, ma c'è ancora un quiz e poi il gioco in friulano. Quindi andiamo a vedere il cubo virtuale. Territorio! Qual è il comune più a est del Friuli Venezia Giulia? San Doligo della Valle, Dolegna del Coglio, Trieste e Muggia. Ed è proprio San Doligo della Valle. Era già dato. Bravi, qui proprio non potevi sbagliare, Sì. perché qua è campo tuo, diciamo, nel senso che conosci queste zone o no? Sì, conosco. Non tu. Poi ho anche però, il perché- suggeritore che Ah, il suggeritore! Anche, il suggeritore, per sì. quello dicevi no, perché è stato lui. è originario Sì, di là del confine. Ma... Allora, vedete adesso la situazione qual è? Maiano e Attimis, 25 punti, dico bene? Parità. Parità. Quindi, solitamente in questi casi, la scelta della busta viene data da chi è in svantaggio per quanto riguarda il gioco in friulano. A questo punto, siccome noi abbiamo un giudice qui in studio, Enrico, chiedo a te chi avrà la possibilità di scegliere la busta. Sì, visto tu che verresti di fare però come dai grandi quiz che il notaio per estrazione ha... Allora, il notaio ci pensa, che il nostro giudice, mandiamo la sigla. Tra due lingue, il nostro gioco in friulano, chi avrà la possibilità di scegliere la prima busta lo stabilirà il nostro notaio qui in Lo studio. facciamo scegliere ai campioni dell'anno scorso, quindi ad Bravo, Attimis. un'ottima Grazie. scelta, sì. Sono i campioni in carica. La 1 o la 2? La 1. La 1. Tanto poi tocca a voi, cioè non è che
Però era così, per fare un po' di spettacolo con Enrico, che oggi è così. Marco, preferiresti dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Dal Friulano, ma lo so che Allora, intanto la busta non 1 mi capita per la mai. regia. Dal Friulano all'italiano. Sto giro, caro, sei Veramente? fortunato. Dal Fortunato. friulano all'italiano. È la prima volta. È la prima volta, vedi? Sì, sì, C'è sempre una prima volta. Adesso lui ripercorre tutti i giochi. Allora, parliamo della faccia. Le muse. Partiamo da bocce, bocchie. Bocca. Nas, Naso. dinci, Dinchi. dinchi, Denti. cernelli, Fronte. barbucce, Mento. coppe, Nuca. voli, Occhio. pivicis, Pivichis. pivichis, Le lentiggini. cevicis, Bravi. ce, Ciglia. pindul, pindul, Lobo. Lobo. L'ha detto il Lobo capogruppo, non so se non l'ha detto, l'ha detto. 10 su 10. Bravi, complimenti. Bravi. Occhio. Bravi. Io sono state molto giornate intere partita di Sì, sperare che vabbè, era in da ma muse. guarda che era facilissimo, cioè secondo me era facile. del Franò, la Enrico, spivicchis. sono caduti un po' sul pindul, ma fortunatamente c'era una donna che aveva Sì. capito subito di cosa si trattava e ha dato la risposta, perché loro erano in crisi, sti uomini, no? Col pindul. Allora, invece Bene. voi avete la busta numero 2. Quindi dall'italiano al friulano. Ci proviamo. Bene, i paesi della carne a diradivo. Molto Partiamo dalla prima. bene. Io non vedo bene. Comunque. non La posso prima, vedere. il primo paese è Cavazzo Carnico, Tiavac. Sauris, Sauris. Lauco, Lauk. Tolmezzo, Tumiec. Sutrio, Suri. Amaro, Davar. Ampezzo, Ampiec. Dimpiec. no? Cavazzo Carnico, Chiavac. Sauris, Sauris, Lauco, Lauk. Tolmezzo, Tulmiec. Sutrio, Suri. Amaro, Davar. Damar. Ok. Ampezzo, Dimpiec. Cercivento, Ciurciuvin. Raveo, Raviei. Socchieve. Socler. Bravi. Ottimo. 10 su 10 anche loro. Beh, era facile anche Io questo. vi faccio facile tutti e due, perché dice sempre che sono tutte parole difficili, allora vi ho voluto un po' chiudere anche la squadra, dai. Se no dice che noi filologici siamo tutti tristi. Bene, 10 punti per Proloco. E quindi prima erano 25-25, a questo punto 35-35, quindi ancora parità. Siamo ancora a parità. Eh sì. Insomma, una bella... Stai attento che non ti capiti qualcosa da inventarti. Se Siamo poi, no, abbiamo pronti, anche il quiz siamo spareggio. pronti, siamo Abbiamo anche il pronti. quiz spareggio in caso di parità. Allora, noi adesso, vedete che questa è la situazione, siamo a 35 punti per Maiano e Attimis, ma siamo pronti per andare in pubblicità, perché poi ci sono altri quiz e al termine del prossimo blocco lanceremo il secondo proverbio. Quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo, con altri quiz, con le nostre Proloco pronte a sfidarci. Eccoci qui, tornati a Lo Sapevo, pronti con le Proloco di Maiano e Attimis in una situazione di parità, 35 punti per Attimis e per Maiano.
Ecco, la vedete anche in grafica, ma adesso ripartiamo con i quiz, con il nostro cubo virtuale e poi naturalmente ci sarà ancora spazio per i giochi in friulano. Partiamo con il prossimo argomento. Cultura, più tempo e più punti in palio. Nella prima metà del X secolo da Aquileia si succedettero 3 patriarchi dei nomi bestiali, quali leone, orso, lupo, gatto, cane, volpe, merlo, corvo, falco, trota, tinca, carpa. Maiano lo sapevano. Enrico, perché questi nomi Maiano lo sa. bestiali? Erano i nomi che questi patriarchi hanno deciso di darsi. Quindi stiamo parlando di un periodo di un gruppo di anni fa, quindi l'800, il 800, quindi non il 1800, proprio 800, okay. da che abbiamo avuto Orso e Lupo primo, perché 100 anni dopo sono stati anche Orso e Lupo secondo, quindi era un nome cal piaceva. Leone invece abbiamo avuto un nome, un leone, ta storia dai nomi dai patriarchi di Aquileia, quindi aveva anche il nome. Bene, bravo Enrico, voi non lo ricordavate? No. Ah, Maiano subito, tic e tac, come mai? Chi è stato? Il nostro filologico. Esperto? Il vostro esperto, il vostro filologico, bene. E vedete che adesso è in vantaggio Maiano con 44 punti, perché i quiz di cultura sono quelli che hanno un maggior punteggio a disposizione e anche più tempo in palio per rispondere. Andiamo avanti e vediamo il prossimo quiz, il nostro prossimo cubo virtuale. Quale tra questi calciatori ha militato nel settore giovanile dell'Atisana? Boranga, Bacigalupo, Bugatti, Buffon. Buffon. L'ho fatto? Giusto. Che tra l'altro dovreste conoscerlo voi. Certo. Il nonno era di Susanne, di Maiano. Di Maiano. E invece Sì. avete sbagliato? No, ma perché è il stato settore più veloce. giovanile non l'ha fatto a Maiano, ma a Tisana, quindi vi ha messo in crisi. Va bene. Andiamo avanti, vedete la situazione adesso, 44 punti Maiano, Attimis 39, ti vedo sbagliato? Confermo. Sì, bene, confermi. Allora andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Più tempo in palio per pensarci. Da dove deriva il nome di Caporiacco? Dal nome latino della famiglia Cavorius, dal nome del fondo della famiglia dei signori di Coloredo, da Corilius nocciolo, dal nome celtico Caporia. Niente. Era la A la risposta esatta, dal nome latino. Niente, nessuno va a Caporiacco, nessuno si ricorda, niente da fare. Vabbè. Comunque questa è la situazione, 44 punti Maiano, quindi sempre in vantaggio, 39 Attimis. Andiamo avanti a scoprire i prossimi quiz. Sì. Sport, vediamo chi è più sportivo tra Attimis e Maiano. Gabriella Paruzzi ha vinto la Coppa del Mondo nel 2002, 2005, 2003, 2004. Bravo. Siete sportivi? Vi piace seguire gli sport invernali o è stata così Più o meno ce lo ricordavamo. Più o meno. Cosa vuol dire più o meno? Al sapeva calere i primi anni 2000. Quindi... che sono tutti. Ma è simpatico però, perché era 2002, cosa c'entra? Ma cosa dici? Non Vabbè. sai rispondi, no? Vabbè, comunque mantengono il vantaggio, vediamo se è così. Sì, 46 punti Maiano e Attimis 48. 39. Voi sulla Coppa del Mondo della Gabriella Paruzzi? Sì, ma... Non si ricordava l'anno? No. No. Però si ricordava che cosa di Gabriella Paruzzi? Sono curiosa. Vabbè, non l'hanno sentito a casa, ma l'abbiamo sentito noi. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. Cultura, attenzione che avete più punti, più tempo per pensarci. Cosa accade a Gemona l'8 dicembre 1437? Fu colpita da un terremoto, si celebrò la pace convenzione, divampò un incendio, colpita da un'epidemia di peste. Divampò un incendio. Queste sono quelle domande che
non lo sapevo. Hanno preparato anche le Proloco, anche la stessa Proloco di Gemona ha preparato delle domande, anzi chiedo alle Proloco anche qui in studio di inviarci tante domande anche sui vostri territori, sulle vostre peculiarità, proprio perché poi vogliamo metterle in gioco per vedere se le altre Proloco conoscono le caratteristiche delle altre Proloco, degli altri territori rappresentati dalle Proloco qui in studio. Quindi mandateci quiz per mettere in difficoltà i vostri avversari. La situazione è questa, con Maiano in vantaggio a 51-57. Ah, anche Enrico ha grosse difficoltà. 57? 57. Qua è 39, siamo sicuri Attimis. Sì, quello sì. Viene qua. 57? Ce l'ho qua, Tu lo sì. vedi nel telefonino, quindi è 57, perché loro hanno il pulsantiere con i loro telefonini e vedono il punteggio. Noi abbiamo un po' di difficoltà tra le luci e le grafiche. Maiano dunque in vantaggio, non c'è ancora il momento della scelta della busta, ma c'è il lancio del proverbio, del secondo proverbio che farà il nostro Enrico. Quindi lo vediamo in grafica e poi daremo spazio anche alla risposta. Allora, che secondo proverbio lo hai scelto parciale il nono Tite, il nono del nome Fabio di 10, che gli dice ogni dì. Ok. Non ogni dì, ma quasi. Ven a stacca, è più triste la chiocca dal pan che no che dal vin. Quindi come simpius domandin, come prima non la traduzione letterale dal proverbio, ma qual è il significato di questo proverbio qui. Ecco, naturalmente anche a casa ci possono pensare. Certo, non sicuramente. podim purtroppo clamanus. No, però voglio dire, è un modo anche per capire se sono ancora preparati sui proverbi e se riescono a darci il significato, che cosa si intende dire, non la traduzione, perché poi tanti ci davano la traduzione letterale, invece noi vogliamo sapere che cosa si intende. Avrà la possibilità di rispondere Attimis perché è in svantaggio. Quindi andiamo in pubblicità, ecco, e poi sentiremo la risposta di Attimis. Se Attimis darà la risposta esatta, bene, altrimenti daremo spazio a Maiano. Quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo! Di nuovo assieme, durante la pubblicità le nostre Proloco sono consultate, hanno cercato di capire che tipo di significato dare, che tipo di risposta dare, ma Attimis l'ha vista un po' in difficoltà. Vediamo Marco che cosa alla fine ha pensato di dire. Quindi ripetiamo il proverbio. Ah sì, rivediamolo, grazie. rivediamolo, assolutamente sì, bravo. Quindi Enrico. il proverbio che vi proponu è più triste la chiocca dal pan che no che dal vin. Mica semplice. Cioè, è meglio avere da mangiare che da bere, questo è il... No, mi dispiace, ma la risposta è che sviac a noi giuste. Allora diamo a Maiano la Passiamo possibilità. la voce a Maiano. Passiamo la voce a Beh, Maiano. noi diremmo non c'è più cattivo del buono che diventa cattivo. No, a chi si completamente fuori strade, no, mi dispiace, ma niente in che caso la risposta è giusta. Quindi do io sì, la a soluzione, questo punto quindi sì. che il pan in realtà rappresenta i beni materiali, bes, chiases, robe da comprare, quindi un plus andà, plus an vulve. Quindi la chiocca dal vin domani a passe. Il fatto di voler avere sempre di più bes, sempre più robe, che robe lì è una roba che invece cullata dal timpano passa. Quindi il proverbio vuol dire proprio questo. Che le miglior forse ogni tanto in chiocasci e il di dopo o due di dopo ci sta miglior che nove il mal dal pan o come che avevi noi il mal dal madon di dovere parfuarci una chiase e quindi questo era il significato dal proverbio. Era una cosa non semplice, cioè era un proverbio non semplice questo, anche perché forse meno sentito rispetto ad altri. Ma scusa, perché il Signore lo diceva? Perché il nevo al domani è sempre al nono pecunia, quindi hai dice...
poi sei un po'... Quindi siamo più in Carnia, si sente questo proverbio, che attimi, insomma. attimi hanno già tutto, perché loro hanno già un buon stano, quella su imploie, né tutti in team da lang, quindi pensi in nome a... Vabbè. Allora, vediamo com'è la situazione. Chiedo alla regia se si può vedere o no la grafica, perché siamo nell'ultima parte, ma volevo capire, sì, lo vediamo solo in questo momento. 57 punti Maiano, Attimis 39. Naturalmente il gioco in friulano, le parole in friulano possono cambiare, no? il risvolto della partita. Poi ci sono eventualmente, in caso di parità, quiz spareggio. Siete in svantaggio, quindi avete la possibilità di scegliere o la 3 A la non sigla, giusto? Tra due lingue e tra due buste, quindi la 3 o la 4? La 3. La 3. Sempre la solita domanda, che cosa preferiresti? Dal friulano? Non mi ricordo più, ma mi sembra di sì. Allora, la busta 3 è dal friulano all'italiano e si tratta di mestieri. Quindi io in friulano, tu in italiano. E se sbaglio, Enrico, intervieni. Certo. Ecco. Boscador. Boscaiolo. Mestri. Maestro. Marangon. Falegname. Mulinar. Mugnaio. Becchiar o becciar. Macellaio. Chialiar. Calzolaio. Gue. Arrotino. Purcitar. Norcino. Pizzighet. Becchino. Comari. Devi dire Allevatrice di bambini. tu. Sì. Perfetto, 10 molto su bene. 10. Posso dire che le Proloco sono molto preparate Sì, sul gioco friulano. sono state veramente brave, ogni percento erano robe semplicissime, quindi in Furlan tutti savin cercare il purcitar, ma il nome per italiano norcino, forse neanche qualcuno in italiano lo sa, compagni il gue, l'arrotino, il pizzighetto, il becchino e infine la comari, quindi molto bravi Attimis. Bravi, sì, bravi, sì. La busta 4 tocca alla Proloco di Maiano e quindi vediamo se esce, si esce, con difficoltà esce, dall'italiano al friulano verbi, con i verbi. Partiamo dal primo, vedere, Iodi. sapere, Savè. guardare, Chialà. cucire, Così. piangere, Vai. aggiustare, Come da. annaffiare, Sborfa. mescolare, Messe da. sbriciolare, Fruciona. assaggiare. Cercià. Bravi, finito! Cioè, non è mai stata una puntata dove tutte le Proloco... Ma vino di dire tutte Alexis, visto che no. siamo io e te. Ah no, Ah, non sì, la stima di tutte allora. c'è, dipende. No, all'era pardica, Eh. vincerò ogni di me, speravo le più semplici, così anche i nostri amici da chiesa arrivino a fare che sgiuca qui, perché così anche loro si ripassino un po' la lingua furlana, siccome i corsi da filologiche di lingue e culture furlane in provincia sono ripartiti nome un po' smesso fa, allora come un'anca rinfers, così poi allenarsi anche da chiesa. Un ottimo allenamento anche questo per i nostri Esattamente, telespettatori. le fatte di queste. Bene, dai, bene. Mi fa piacere ritrovarvi in studio con un numero diciamo più elevato perché l'anno scorso è stata difficile tra Skype, poi eravate solo 2 o 3 persone, quest'anno grazie anche al Green Pass siamo qui e siamo in presenza. E anche voi siete riusciti a gestire un po' le vostre iniziative, Marco, con la vostra festa, com'è andata? Sì, fortunatamente siamo riusciti a fare la nostra sagra delle fragole e dei lamponi, arrivata al 51esima edizione, ed era proprio l'inizio delle sagre in Friuli, però devo dire che è andata molto bene anche per il tempo e soprattutto la gente è stata veramente brava, ha seguito tutte le regole, non ci ha messo in condizioni di difficoltà. E quindi qui va fatto un applauso proprio a tutta la gente che ha capito, no? Che ha capito anche
le vostre difficoltà nel gestire una manifestazione. Certamente. Per fortuna poi abbiamo preso coraggio e quindi abbiamo partecipato anche a Friuli Doc, che anche lì è stata una bella esperienza, sebbene molto chiusa e circoscritta, limitata. però anche lì siamo andati bene. Sì. E per Natale organizzerete qualcosa? Allora, noi solitamente abbiamo la festa di Sant'Andrea, che è il 30 novembre, che verrà fatta in forma ridotta anche quest'anno, però il 4 dicembre avremo il concerto di Sant'Andrea. Okay. Poi per il periodo natalizio abbiamo Attimis, il paese nel presepe, dove vengono allestiti i presepi in tutte le frazioni, e qui devo salutare le due Proloco, Certo, assolutamente. la Proloco Amici di Porzus e il Proloco Subit, e anche sono qui presenti i presidenti. nelle loro frazioni ci saranno i presepi. E poi il 22-23 faremo Giro Presepi e le ricette della tradizione, dove oltre al giro alla visita, insomma, di questi presepi che sono all'esterno, si assaggia una ricetta della tradizione natalizia. Bello, bello, complimenti davvero, siete sempre molto bravi. E anche la Proloco di Maiano è riuscita a gestire anche quest'anno il Festival di Maiano. Com'è andata? Sì, è andata bene, cioè siamo riusciti di nuovo a riproporlo, non ci siamo fermati nemmeno l'anno scorso, quindi motivo anche d'orgoglio da parte nostra essere riusciti anche noi sì. ad andare avanti, proseguire la 61esima edizione quest'anno. Ospiti, abbiamo la fortuna di avere una location che ce lo permette, abbiamo fatto i concerti, quindi il clou è stato con Antonello Venditti proprio all'inaugurazione, e diciamo che è andata bene, no? Anche nel nostro caso riscontriamo che la gente si è comportata bene anche nell'introduzione del Green Pass, perché noi siamo stati proprio a cavallo dell'introduzione proprio, e avevamo un concerto quella sera lì, però insomma è funzionato tutto. Una nota, quest'anno siamo riusciti a partire con un prodotto nostro, che è il prodotto l'Amaro del Gallo, l'abbiamo così chiamato, insieme alla distilleria De Mezzo, e la grafica è curata da qui presente Andrea, che è qua con noi. Bravi. E per Natale anche voi farete qualcosa? Quali sono le iniziative? Per Natale sì, abbiamo in programma un concerto gospel l'8 di dicembre, tutto al femminile, col maestro Alessandro Pozzetto, che ha già diretto il coro gospel del Friuli Venezia Giulia, per cui l'8 dicembre ci sarà questo appuntamento in auditorium da noi. Bello. E poi ovviamente tutte le cose, le classiche iniziative di Natale, tra cui noi regaliamo il calendario che la Proloco fa a tutte le famiglie di Maiano, quindi queste sono un po' le iniziative che avverranno. Che coinvolge il paese, sì. Ecco, per coinvolgere il paese. Complimenti alle nostre Proloco, davvero, tutte quelle che sono sempre a disposizione della comunità. Allora, vogliamo scoprire il vincitore di questa puntata? Hai fatto i conti tu? Sì. Sicuro? Sì. Sì? Tu vuoi saperlo? No, aspetta un momento. Allora, prima facciamo vedere in grafica chi ha vinto, dopo mi dici se era così o meno. Io da scrivete sul Visto che sei dopo... Sì, scrivilo nel foglio, facciamo questo momento. Hai un foglio, hai una penna? Ho il mio, la penna, tu mi dai la tocca, sì. Dopo sanificchino. Vediamo se azzecca, perché io non me lo ricordo, sono sicura. Sì, vai. Ma metti anche la Proloco? Regia, abbiamo anche il notaio, quindi filologico / notaio. Vediamo chi ha vinto questa puntata. Maiano 67, Attimis 49. Quindi Maiano va avanti. Vediamo, facciamo vedere anche ai nostri telespettatori, perché a sto punto altro che filologico, sei diventato un notaio, ma non si vede? Si vede, sì. Si vede, si vede. 67,49 alla risposta. Bene, bravo, sei Grazie. ufficialmente il nostro notaio, complimenti. Ci scambiamo la penna e quindi Maiano va avanti, ma Attimis, che sono i campioni in carica, tra poco troverete la fotografia di loro tutti insieme sulla pagina Facebook di Lo Sapevo. Quindi
Fatevi votare per il ripescaggio, ce la farete, no? Anche già una volta avete provato a farvi ripescare, no? No, no. No? Non siete riusciti? Proveremo Però, questa, dai. Allora dovete fare così, offrire qualche dolce in cambio di un like. Infatti ci ha penalizzato il fatto di non aver portato i dolci. Sì. Però secondo me in paese per ottenere più like bisogna studiare una tattica che potrebbe essere proprio quella di proporre una fetta della vostra torta che è magnifica. E dovremmo fare un tipo world record, una cosa del genere. La torta più grande, eccetera. Beh, io vi ringrazio tanto per essere stati in nostra compagnia, vi auguro di realizzare insomma tutte le vostre iniziative e fatevi ripescare, facciamo così? Dai, fatevi ripescare. Grazie ad Artemis, grazie a Maiano che torna in gioco. Grazie al nostro Enrico Radivo, sempre più preparato e sempre più notaio. Grazie Enrico. Grazie a voi, ciao Mani a tutti. Grazie alla regia di Francesco Snidero, Chiara Miscori e Simone Caramaschi. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo sabato prossimo. Ciao.